Schianto nella notte fra due barchini nei pressi dell'isola di San Giorgio. Erano circa le 3:30 della notte all'alba di venerdì quando le due barche si sono scontrate. Un uomo in condizioni gravi è finito all'ospedale, le altre 3 persone coinvolte nel sinistro se la sono cavata con poche contusioni. Sul posto sono giunti i soccorsi e l'idroambulanza del SUEM di Venezia. Il ferito preso in carico dagli operatori del 118 è stato intubato e trasferito all'Angelo di Mestre, non è in pericolo di vita. Salve e in buone condizioni le altre persone, assistite anche dai vigili del fuoco e dalla polizia locale intervenuta per i rilievi e la ricostruzione. Nell'imbarcazione sono state rinvenute delle attrezzature per la pesca. Tutte le persone coinvolte non sono residenti a Venezia, ma nell'Interland veneziano. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara, l'indagine è nelle mani del reparto natanti del comando della polizia locale. Svolgeremo tutte le nostre indagini e cercheremo di capire, però oggettivamente uno scontro in piena notte in un posto tutto sommato che a quell'ora è deserto è abbastanza inspiegabile, se non che fossero distratti e attenti ad altre cose. Incidente che fa tornare alla memoria il mortale accaduto la notte del Redentore lungo il canale tra San Giorgio e San Servolo, dove ha perso la vita scontrandosi con una bricola il 27enne Riccardo Nardin alla guida del natante. Quest'ultimo episodio crea allarme, sebbene gli interventi di prevenzione e controllo siano in atto da tempo. Da inizio anno gli incidenti nautici sono in aumento. Abbiamo quest'anno un aumento spropositato di incidenti nautici in laguna e non sempre giustificati o causati da onde per il moto ondoso. Scontri causati spesso dalla distrazione dei conducenti, ma in questi eventi c'è un altro dato che preoccupa le forze dell'ordine. Negli anni scorsi molti di questi incidenti erano fatti dall'imprudenza dei ragazzini. Quest'anno gran parte degli incidenti sono fatti da persone adulte che hanno anche esperienza e quindi bisogna che ci sia assolutamente maggiore attenzione nel circolare in laguna.